Come prevedibile, i nuovi orari della linea 11 di ACTV hanno acuito i disagi degli utenti che da Chioggia e Pellestrina devono muoversi per lavoro al Lido e agli Alberoni. Alle ore 13 di oggi, nella tratta automobilistica dal Lido verso Pellestrina, i dipendenti della residenza Carlo Steeb degli Alberoni, nel salire in corriera, si sono dovuti accatastare l'uno sull'altro a una distanza minima di 20 centimetri. Per rispetto delle prescrizioni, hanno deciso di scendere alla prima fermata utile bloccando il pullman, cercando attraverso la protesta di far arrivare un secondo e magari un terzo automezzo. L'intervento della polizia ha fatto in modo che la manifestazione andasse a buon fine, in quanto dopo 10 minuti ACTV ha inviato una corsa di rinforzo. I controlli sulle aziende e i tamponi da praticare nel territorio, al personale sanitario e al resto della popolazione, sono stati al centro di una videoconferenza stampa che ha coinvolto oggi a mezzogiorno i vertici dell'Ulstre Serenissima, con il direttore generale Giuseppe Dalben, il direttore medico Michele Tessarin, Lucas Brogiò del Dipartimento Prevenzione, Teresio Marchi dello Spisal e Vittorio Selle, direttore dei servizi igiene e salute pubblica. Prima di entrare nel vivo delle questioni, il direttore Dalben ha snocciolato i dati relativi a stamane. Alle ore 8 nell'area metropolitana di Venezia sono state registrate 378 persone positive, con un aumento di 19 casi rispetto a ieri. Si tratta di un'ascesa più lenta rispetto ad altre province, che annovera 122 ricoveri nell'Ulstre, di cui 31 in terapia intensiva, 12 decessi e 8 pazienti dimessi dopo il ricovero. Sono iniziati ieri i controlli dello Spisal nelle aziende della provincia, con particolare riferimento a quelle che impiegano un gran numero di lavoratori e a quelli dove gli stessi dipendenti hanno segnalato possibili casi sospetti. I medici del lavoro e gli assistenti sanitari dell'ULSS agiscono secondo 4 direttrici: la promozione, l'informazione, l'assistenza e la vigilanza. Dei 9 stabilimenti visitati, Fincantieri, Aeroporto, Raffineria dell'Eni a Porto Marghera, Nuova Tubital, Serre Bacchetto, Rexpol, Zincole e Safilo, nessuno ha manifestato situazioni contrarie alle regole diramate. In qualche caso è stato suggerito di migliorare l'accesso agli spazi comuni, gli orari da scaglionare, il rapporto con i fornitori, la pulizia negli spogliatoi. Il piano prevede l'ingresso in 10 imprese al giorno, compresi gli enti pubblici. Per quanto riguarda i tamponi da effettuare ai cittadini, come da indicazione del Presidente della Giunta regionale Luca Zaia, lo screening aziendale interno ai dipendenti e convenzionati dell'Ulstre è già iniziato con i primi 889 tamponi, che hanno dato 46 positivi in isolamento, ovvero il 5,2% dei censiti. Di questi 25 lavorano all'ospedale di Mestre, 12 di Venezia, 3 fra Dolo e Mirano, 2 al Dipartimento di Prevenzione, 1 all'ospedale di Chioggia, 1 dislocato nel territorio clodiense, 1 in aree sociali e un amministrativo. Costoro vengono contattati 2 volte al giorno, sempre dallo stesso operatore dell'ULSS, per conoscere il decorso più o meno sintomatico della positività. In questi giorni inizieranno i test ai medici di medicina generale, a farmacisti e parafarmacisti, ai pediatri di base, ai medici di continuità assistenziale. Questi controlli, comunque facoltativi e non imposti, saranno eseguiti direttamente da 2 infermieri attraverso unità mobili nei luoghi di lavoro dei singoli addetti. In 2 settimane l'unità sanitaria dovrebbe avere un'evidenza attendibile dei dati. La massima capacità che l'ULSS può mettere in campo è di 1800 tamponi al giorno, parallelamente tra dipendenti dell'ULSS, medici del territorio e popolazione. In 2 settimane l'unità sanitaria dovrebbe avere un'evidenza attendibile dei dati. Già sono disponibili alcune tendenze relative all'analisi dei contatti dei soggetti già rilevati come positivi, sia quelli più stretti che occasionali. In tutto sono 1237, con 903 persone tuttora in sorveglianza telefonica e 334 che ne sono uscite dopo 14 giorni. Nel territorio clodiense, fra i contatti del cluster di Valli, la sorpresa indica che la maggior parte di costoro risiede a Sottomarina più che nella frazione. Il direttore generale Dalben ha colto l'occasione per ringraziare i medici pensionati che hanno dato la propria disponibilità a tornare al lavoro nell'emergenza, oltre a tutto il personale che riempie d'orgoglio l'ULSS Serenissima per le risposte che dà nell'operare in questa situazione. Buongiorno a tutti, io resto a casa. Oggi mi sono dovuto muovere, fare una piccola spesa e qualcosa da mangiare che è già ai fornelli e qualcosa già di cotto, 2 bei granchi. Comunque dobbiamo guardare la nostra salute, ok? Tutti stanno correndo per strada tranquillamente, ma la salute nostra è solo il correre o evitare il coronavirus? Perché per evitare il coronavirus dobbiamo restare a casa. Io resto a casa, faccio ginnastica in casa. Buona giornata a tutti.
Si accende la bagarre politica attorno alle misure di prevenzione adottate in città rispetto all'emergenza da coronavirus. È lo stesso gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle a incalzare il proprio stesso sindaco. Chiediamo che, come accaduto in altri comuni, provveda a far chiudere attraverso un'ordinanza alcuni luoghi all'aperto che, nonostante le avvertenze, fungono ancora da aree di aggregazione e quindi di temuta propagazione del virus. La richiesta dei consiglieri di maggioranza è volta a transenare l'anello dell'Usenzo e la diga di Sottomarina, oltre a serrare i cancelli dei parchi pubblici e dei cimiteri. L'evidente scollamento nella maggioranza non è sfuggito agli esponenti dell'opposizione. Marco Dolfin della Lega parla apertamente di sfiducia al sindaco, espressa più volte in pubblico e in rete, anziché alzare il telefono e parlandone con lui. Il capogruppo leghista è convinto che il primo cittadino compia azioni non condivise con la maggioranza e non è la prima volta, ricordando i precedenti casi riguardanti il mercato del giovedì e la circolazione dei mezzi di protezione civile con gli altoparlanti. Il gruppo 5 Stelle sminuisce l'operato del sindaco, continua Dolfin, con una caduta di stile assai pesante che dimostra la situazione di caos nella maggioranza, dove i gruppi di potere interni cercano di dettare legge e supremazia. Del resto le forze di opposizione non sono mai state convocate, nonostante si siano messe a disposizione. Anche il capogruppo del PD, Jonathan Montanariello, stigmatizza il comportamento della maggioranza. Invece di essere uniti in un momento come questo e sfruttare la piena disponibilità data da noi, continuano a darsi le coltellate, dice Montanariello, e dire che se fosse stato per loro si sarebbe continuato ad andare avanti con le sedute di commissione e consiglio. Il sindaco è ostaggio di un gruppo di fuoco che vuole condizionare le sue scelte e si mette a fare sgambette al sindaco in un momento difficile, con forti pressioni addosso e necessità diverse da far combaciare nell'interesse dei cittadini. Il gruppo del Movimento 5 Stelle è allo sbando totale, conclude il capogruppo del PD, non ha capito che deve governare anziché cavalcare il mal di pancia nel web. Il Partito Democratico si è messo a totale disposizione, da parte nostra è chiaro il senso di responsabilità politica e civile che ha portato ad azzerare ogni forma di controversia politica. Anche la scorsa notte super lavoro al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia per l'arrivo di 8 pazienti fra i 65 e i 90 anni, tutti con febbre e dispnea, possibili sintomi del coronavirus. Ad essi sono stati applicati tamponi che in 2 casi hanno dato esito positivo. Il pronto soccorso, già dalla giornata di ieri, è stato suddiviso in 2 aree, una zona rossa dedicata ai pazienti con presunto Covid-19. Anche la tenda della protezione civile è stata spostata davanti all'ingresso, mentre prima era collocata lungo il lato lagunare. Continuano a preoccupare in particolar modo le condizioni di una 35enne sottoposta a intervento. Anche a Cavarzere si registra il terzo caso di positività, mentre buone notizie giungono dal Policlinico di Padova, dove Don Massimo Fasolo, il 61enne parroco di Valli e Conche, risulta in via di miglioramento. Abbiamo ricevuto la telefonata più bella, scrive il fratello Fiorenzo. I medici sono contenti perché il sacerdote è uno dei pazienti che dà soddisfazioni. Don Massimo si sta lentamente svegliando, la respirazione è stabilizzata e migliorano anche i risultati dei raggi X al torace dopo la polmonite. A questi risultati ha contribuito anche la decisione dei medici di somministrargli un nuovo farmaco sperimentale. Nel frattempo è stato diramato un nuovo modello di certificato per la giustificazione dei propri movimenti, che occorre stampare, compilare ed esibire ai controlli delle forze dell'ordine. È consentito spostarsi per ragioni di lavoro, di salute e per le spese dei generi di prima necessità. Continua l'estensione volontaria della marineria clodiense dall'attività di pesca, già praticata anche ieri. Gran parte del prodotto a mercato rimane invenduta a causa della chiusura di ristoranti e dei blocchi di frontiera al trasporto verso l'estero. Pertanto gli armatori hanno deciso di lasciare i pescherecci alla riva. Inoltre, raccontano alcuni di essi, è difficile rispettare le distanze di 1 metro, stabilite dal decreto governativo. Nelle cuccette infatti i pescatori dormono vicini e non vi sono garanzie riguardo alla salute di eventuali frequentazioni esterne antecedenti. Per questo i comandanti, responsabili della sicurezza del proprio equipaggio, hanno contribuito alla decisione di non partire. Dal canto suo il direttore del mercato ittico all'ingrosso Emanuele Mazzaro ha manifestato l'intenzione di denunciare alcuni commentatori della pagina Facebook di Chioggia Azzurra che sotto un post relativo alla volontà di tenere aperto il mercato, rispettando le norme di sicurezza, avevano riportato di alcuni ipotetici casi di coronavirus che si sarebbero verificati tra gli operatori della struttura.
Si tratta di notizie assolutamente non confermate, anzi smentite dallo stesso direttore, che intende così tutelare la professionalità e la reputazione di chi vi lavora. Attraverso una lettera inviata ieri ai dipendenti comunali, il sindaco Alessandro Ferro nega che all'interno del municipio di Chioggia si sia verificato un caso di positività al coronavirus. Nel rapporto che l'ULSS 3 Serenissima invia all'ente, fino a ieri mattina almeno, non è stato formalmente comunicato alcunché in tal senso. Scontato quindi l'esito negativo del tampone effettuato a un dipendente comunale, marito di una donna ricoverata all'ospedale di Dolo. Ferro rassicura i dipendenti. Il municipio è stato disinfettato e risanato in ogni stanza con prodotti specifici. Salve, mi chiamo Piero, sono un papà, sono accompagnato con la mia compagna, ho 3 bambini, c'è uno sfratto in atto domani mattina alle 9, 9 e mezza con questa problematica del coronavirus. Non so se si potrebbe fare, se non si potrebbe fare, no, al momento non ho una locazione dove poter andare, sono in una situazione drammatica, ma drammatica, che non da piangere, con il bimbo, c'ho anche una cagnolina, non so veramente in che situazione, dove arrampicarmi. Non si dorme di notte, non so se c'è una possibilità, chiedere al sindaco se c'è una proroga, chiedere a qualcuno del comune se si può spostare lo sfratto e dopo vediamo un attimino, almeno fino a che c'è la problematica del coronavirus e dopo piano piano cercherò un appartamento, troverò un appartamento e non so che dire, so solo che sono in una situazione drammatica, vivo proprio nella drammatica più totale. Non c'è modo di spostare questo sfratto magari per qualche mese, visto che c'è anche l'emergenza del coronavirus? Fiumi? Sì. Sì, non so se ci sia la possibilità di spostare questo sfratto, perché ho chiamato in polizia, domani mattina vengono alle 9, 9 e mezza di trovarmi, anche perché sto facendo tutti i cartoni, tutti i scatoloni e al momento, ad ora, non so neanche dove portarmeli, non so veramente dove portarmi. Dico, sono in una situazione drammatica, non ho un sostegno da parte di nessuno e non so come si evolverà la storia. No, al momento, ad oggi, non so assolutamente niente. E l'ufficio sociale? Il centro sociale, domani mattina mi hanno detto di andare là alle 9, 9 e mezza, quando ti mandano via vieni qua con i cartoni, con i borsoni e vediamo se ti troviamo una sistemazione. So solo che ci sono alloggi chiusi, non chiedo di averne uno, abbiamo fatto domanda del bando comunale, proprio da domani vengono fuori le graduatorie provvisorie, tutto quanto. Siamo in una situazione che appartamenti non ce ne sono, e 6 mesi che vado in cerca di un appartamento, non so come fare, non so dove arrampicarmi, ho fatto tutte le trafile del caso e non so cosa dire e non so neanche più come comportarmi. Non si fa mai l'abitudine allo sdegno quando viene scoperta una nuova discarica non autorizzata. L'ultimo rinvenimento in ordine di tempo riguarda una proprietà privata nei pressi del cavalcavia di via Maestri del Lavoro in Val d'Ario, in una zona contraddistinta da un'antenna di telefonia. Allo scoperto figurano in bella vista materiale plastico accatastato, biciclette, bombole, tavole, metallo, truccioli, latte d'olio e altri rifiuti generici. Le segnalazioni alle autorità competenti non tarderanno a partire. Trattandosi di una proprietà privata, la polizia locale è abilitata al controllo, alla sanzione e a intimare l'obbligo di rassettare il terreno a spese del proprietario.